Nelle terre antiche, dove la storia si intreccia con le leggende, viveva una donna dal cuore puro e dall'animo nobile. Il suo nome era Elena. Da giovane, Elena era conosciuta per la sua delicatezza e bontà. La sua bellezza e il suo cuore gentile conquistarono un giovane ufficiale di nome Costanzo. Si sposarono e insieme si trasferirono in un luogo lontano, in una terra chiamata Dardania. Elena e Costanzo vissero felici e dalla loro unione nacque un figlio destinato a cambiare il mondo, Costantino. Il destino però volle che Costanzo, per ordine dell'imperatore, dovesse separarsi dalla sua amata Elena. Nonostante il dolore, Elena accettò il suo destino con grazia, rimanendo al fianco del figlio e vivendo in tranquillità. Il tempo passò e Costantino, diventato imperatore, chiamò a sé la madre e le conferì il titolo di Augusta. Fu un periodo di grandi cambiamenti. Costantino, ispirato dalla madre, abbracciò la fede cristiana e volle condividere con Elena questa nuova luce. Elena, ormai in età avanzata, si dedicò con fervore alle opere di carità, distribuendo ricchezze e beni a chi ne aveva bisogno. Il suo cuore era colmo di amore e pietà. Un giorno Costantino decise di costruire templi e basiliche in Terra Santa. Elena, desiderosa di contribuire, si recò a Gerusalemme. Il viaggio fu un pellegrinaggio di fede e speranza. Elena distribuiva elemosine ovunque andasse, portando conforto e sostegno a chiunque incontrasse. Arrivata a Gerusalemme, Elena si impegnò a riportare alla luce i luoghi sacri. Con grande devozione fece demolire un tempio pagano costruito sul Calvario. Fu lì che, scavando con fervore, trovò il Santo Sepolcro e la Santa Croce, la stessa sulla quale Gesù era morto. Insieme al vescovo, Elena portò la croce in processione fino alla cattedrale e il suo cuore si riempì di una gioia indescrivibile. Dopo aver visto iniziare la costruzione di una basilica sul Santo Sepolcro e di altre chiese nei luoghi sacri, Elena si preparò a tornare a casa. Prima di partire, volle servire personalmente le vergini del monastero che aveva fatto costruire. Il suo gesto d'amore e umiltà fu un esempio per tutti. Ritornata a Roma, Elena sentì che il suo tempo sulla terra stava per finire. Morì tra le braccia del figlio, consapevole di aver vissuto una vita piena di fede e amore. La sua storia, tramandata nei secoli, continua a ispirare generazioni di credenti. Elena, la donna dal cuore puro, divenne un simbolo di speranza e fede, ricordata non solo per le sue opere, ma per la sua anima nobile e il suo amore infinito per l'umanità. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.